Buonasera e bentornati qui per la 12ª giornata di Allievi Elite dove si affronteranno CUS Palermo contro Buon Pastore, due squadre che si distanziano solamente di 2 punti, con il CUS avanti a 15 punti che segue la testa della classifica e il Buon Pastore ancora dietro a 13 punti, ma questa partita può essere decisiva per tentare il sorpasso e anche avanzare di classifica. Ma dall'altra parte il CUS non vuole perdere terreno, vuole prendere altri 3 punti importanti per accorciare la classifica in avanti e ci prospetta sicuramente una partita molto molto divertente. Le due squadre adesso si schierano in campo pronti al saluto. Noi diamo una rapida lettura delle formazioni, col CUS che si schiera con in porta la Fatta, col numero 2 Pecorella, col numero 3 Di Marco, col numero 4 anche capitano Casisa, il numero 5 Lo Iacono, il numero 6 Anello, il numero 7 Loverso, il numero 8 Marchese, il numero 9 Leonardo, il numero 10 Mazzè e il numero 11 Campora. Dall'altra parte il Buon Pastore si schiera con in porta Reinier. Poi abbiamo col numero 2 Tarantino, col numero 3 Natale, col numero 4 Caviglia, col numero 5 Lavardera, col numero 6 Vitrano, col numero 7 Balsano, col numero 8 San Filippo, col numero 9 Gallo, col numero 10 Elaimo e col numero 11 Maiolini. Anche per entrambe le squadre ci sono diverse soluzioni in panchina, quindi si prospetta una partita molto molto divertente tra due squadre che sicuramente giocano un bel calcio, due squadre che sono a 2 punti di distanza, quindi lotteranno con l'unghie e con i denti fin dall'inizio di questa partita. Aspettiamo solo che le squadre si schierino in campo e che il direttore di gara fischi l'inizio di questa partita. Le due squadre si caricano prima dell'avvio di questa partita con i soliti riti di squadra, riti scaramantici che sicuramente porteranno fortuna da una parte e sfortuna dall'altra, ma sono due squadre che giocano un bel calcio. Oggi c'è un clima perfetto per giocare una bellissima partita, 0 nuvole, si sta bene qui al campo del Concadro Monreale, oggi casa del CUS Palermo. Si prospetta una partita molto molto divertente. Sono gli ultimi ritocchi da fare da parte del direttore di gara, che tra poco fischierà il calcio d'inizio, parla con le panchine, probabilmente dirà che deve essere solamente un solo componente della panchina alzato e gli altri devono essere tutti seduti. Si parte, dall'altra parte si metterà il guardalinee, ovviamente sarà un componente della panchina del CUS e uno della panchina del Buon Pastore. Adesso si può partire finalmente col fischio d'inizio di questa gara. Batte il CUS
Si gioca già col numero 10 Mazzè che vuole girare il pallone, lo gira largo, vuole impostare basso il Kus e vuole far uscire adesso il Buonpastore. Si passa dietro, si rigioca ancora dai due centrali, scambi corti, sale il pressing del Buonpastore, si passa dalle corsie laterali, si va dentro, c'è Mazzè che vuole la palla in mezzo, non servito, allora si riparte dietro da proprio il numero 5 lo Iacono che si gira bene, vuole la finta e allunga la palla a cercare Mazzè che la controlla, sbaglia per il controllo, la palla cacciata in avanti, controlla ancora, la allontana, si lotta su quella zona di campo, esce bene Marchese, palla al piede, allontana il pallone, non c'è nessuno, la riconquista il Buonpastore, vuole la palla in profondità, palla al dribbling tentato ma non supera bene, qui lo Iacono si mette bene col corpo, non fa passare il diretto avversario, però palla allontanata male, palla ancora a Buonpastore, pressing, palla alzata, allontanata, dove non c'è però nessuno, sarà rimessa Kus. Palla battuta lunga, dove a cercare però qualcuno che non lo prende, ci sarà altra rimessa. Rimessa che se ne occuperà Pecorella, pronta questa rimessa laterale lunga, a cercare qualcuno ancora non si va ma si guadagna metri e che ci sarà altra rimessa. Palla battuta, a cercare Mazzè, vuole la palla invocata dentro, la palla però non passa, si lotta lì, lotta Leonardo, vuole calcio d'angolo, forse lo conquista, anzi no, sarà rimessa dal fondo. Però già primo forcing, adesso rimessa dal fondo, si come Reinier in questo punto di battuta, gioca basso il Buonpastore, si allarga qui Natale, riceve il pallone, la controlla, pressato da Leonardo forte, esce bene per il Buonpastore, palla al piede, si va in mezzo. Palla scaricata dentro però deviata, si lotta ancora, palla resta lì, pressing forte qui, vince poi il contrasto Marchese, vuole andare lungo a cercare Campora che però è in fuorigioco, seguita bene linea del Buonpastore, Campora si è fatto fregare da linea difensiva alta il Buonpastore. Si parte da Reinier, si allarga Natale dall'altra parte ma si passa per i vie centrali solo a controllare qui bene, palla girata, il 9 si abbassa a ricevere addirittura a mezzo al campo, si gioca in mezzo, palla in profondità, ferma bene qui la difesa del Kus ma può salire adesso, si può distendere il Buonpastore, rimessa che se ne occuperà Natale, palla lunga, cercare qualcuno, la palla non passa, si lotta in quella zona di campo, esce bene qui invece in Mazzè che ricomincia da dietro Danello, pressato adesso, palla lunga a cercare qualcuno, palla che però rimbalza male, frega Campora ma esce bene adesso il Buonpastore, palla presa di mano qui dal numero 9 del Buonpastore Gallo e sarà fallo Kus, si lotta tanto in mezzo al campo in questi primi minuti di gioco. Si gioca dal basso, ancora vuole la palla in profondità, si esce bene adesso il Kus, c'è lungo Leonardo, la palla è per lui, Leonardo lo prova, palla che esce di poco al lato, bella azione così dal Kus Palermo con Leonardo che ha fatto un bel movimento in profondità, servito pure bene, uscita però di Reinier che chiude lo specchio della porta, costretto ad alzare il pallone, palla che esce non di molto. Palla girata, si lotta in quella zona di campo, la palla non passa, allontanata a cercare qualcuno lungo, esce Reinier, la può controllare, il portiere la gira bene tranquillo, senza problemi. Si va largo, ci sarà solamente rimessa laterale, però abbiamo avuto piccoli problemi tecnici in regia, però adesso tutto risolto. Si gioca in mezzo, servito bene il 9, vuole imbucarsi dentro, lotta lì,
si gira, scarica dietro, lì c'è Mazzè che vuole pressare, pressa forte il 10, vuole portare fuori il diretto avversario, scarico dietro, si vince il contrasto, ma poi la Pro rimane lì, si lotta alla cambio, gioca a cercare Natale, la controlla bene col mancino, però sbaglia, si allunga troppo il pallone, anticipo secco, ma sarà ancora rimessa a Buonpastore. Natale batte questa palla a cercare Maiolini, non salta l'11, la palla rimane lì, la controlla bene Gallo, si gira il 9, ancora su Maiolini, vuole il dribbling secco, passa Maiolini trattenuto, però c'è fallo al limite dell'area, qui ingenuo Annello perché ha commesso un fallo su Maiolini al limite dell'area che può risultare molto molto pericoloso. La Fata adesso cerca di postare la barriera, forse metterà 2 uomini, se adesso sono 2 sul punto di battuta del Buonpastore, andranno Gallo oppure Caviglia, un mancino e un destro, sono in tanti a saltare in area di rigore, cercare di fare una spizzata di testa che possa sorprendere la Fata, ma penso proprio che andrà il numero 4 sul punto di battuta Caviglia. Va proprio lui, cross in mezzo, la palla passa, bassa direttamente in porta, la blocca facile la Fata e fa ripartire subito veloce la propria squadra, palla lunga a cercare Mazzella, controlla bene il 10, si gira, vuole cambio gioco, perfetto, era un'idea bellissima, però intercettato bene, ora si riparte, però anticipato ancora dribbling secco e parte, non supera però nessuno, la palla rimane là e si ricomincia dietro. Buonpastore si può distendere, palla lunga a cercare qualcuno, palla troppo esterna, palla che esce in out e sarà rimessa laterale. Scarico sbagliato, pressato forte lì, la palla però si impenna, dribbling secco tentato, palla lunga a cercare Leonardo, il numero 9, vince contrasto, però poi perde il pallone, allora si scarica, voleva il tunnel lì, tentato, ma lotta ancora Leonardo, non si fa superare, dribbling secco, tentato, sterzata perfetta qui di Di Marco. Di Marco cerca la giocata lunga, a cercare qualcuno, si lotta, lì c'è ancora Leonardo che vuole andare, ma non si passa. Si impenna il pallone, si inserisce bene Pecorella, la palla lontata da Natale che alza questo campanile dove può correre adesso il 10 del Buonpastore, però palla spazzata totalmente al burrone che penso la palla non si recupererà mai più. Andrà Tarantino in questa rimessa ribattuta, si abbassa pure Gallo, però la palla va dentro, palla ancora presa da Caviglia, palla allontanata, c'è ancora Tarantino che lotta in quella zona di campo, si salta di testa, forse c'era gioco pericoloso, ma può partire Mazzè, palla allontanata, sì, adesso c'è il fallo, si è concretizzato il vantaggio, quindi sarà fallo Cus. C'è largo Pecorella, non servito perché si fa lungo a cercare sempre Leonardo, però la palla era diretta verso Campora che appena riceve il pallone, facile presa di Reiner, da quella parte di campo c'è il sole che ci viene direttamente in faccia, quindi c'è una visibilità non perfetta. Reiner alza la palla, alza questo campanile in mezzo dove salta qualcuno, però salta solamente il difensore del Cus, la prende, allora si va avanti a cercare qualcuno, la palla non passa, allora si va diretto qui sull'esterno, si lotta qua, passa bene qui Maiolini, vuole andare, poi la cercare dentro proprio numero 10 Alaimo, palla che non passa, preda facile di La Fata che gira il pallone, cercare Di Marco, gioca dietro, gioca adesso centrale, si allarga pure Pecorella, servito lui, palla un po' corta, pressato Pecorella, perde il pallone, ancora palla cercata in mezzo, a cercare Maiolini, la prende, cross in mezzo al secondo palo, salta Di Marco, la fa scorrere, esce questo pallone, si appoggia su San Filippo, vuole andare Lotto, vuole girare su Di Marco, però calcia palla in out, sarà rimessa laterale. Si abbassa a ricevere Gallo, la controlla lui, scarica ancora, la palla era per Gallo, si inserisce Campora che allontana la palla e sarà ancora rimessa.
Stoppata bene, palla avanti a cercare qualcuno, però salta solamente Vitrano, il capitano, la controlla bene. Allontana il pallone. Preda facile di La Fatta che può impostare. Si abbassa bene San Filippo, riceve il pallone, si controlla, il primo controllo è perfetto, si gira su se stesso, cambia gioco, si allarga dall'altra parte Pecorella, servito lui, palla un po' corta, pressing alto di Maiolini, però Pecorella lo salta, palla a cercare Leonardo, ci mette bene col fisico, si gira bene il 9, palla lunga a cercare Campora che a cercare Mazzè, passa Mazzè, trattenuto Mazzè, non c'è niente, si continua a giocare. Allontana la palla a cercare qualcuno, ma non c'è nessuno, c'è solamente Di Marco. Può salire palla al piede il numero 3, fermato e si riparte adesso contro il piede Buonpastore. Lì c'è solamente Tarantino che vuole andare, palla a cercare Gallo, allargata ma per intervento perfetto, quindi lo Iacono che sale palla al piede dentro, dribbling tentato, lunga a cercare qualcuno, forse sono entrambi in fuorigioco, Reiner però esce, la fa sua sicuro. Palla corta su Natale, sta pressando bene qui. La palla passa, Pecorella allontana la palla. Ancora la sorpressione di Pecorella, servito però movimento sbagliato. Adesso gioca con Balsano che vuole il dribbling tentato. Balsano passa bene il 7, vuole andare palla al piede, ancora passa, doppio dribbling però fermato. La palla prende di Tarantino che gioca qui su Gallo, sbaglia il passaggio, si inserisce San Filippo col doppio dribbling, passa l'8, break del Cus. Si allarga, Campora riceve il pallone. Anzi Mazzè, scusate, si è Campora a ridosso dell'area di rigore, forse c'è fallo in attacco di Mazzè che protesta col direttore di gara. Abbiamo perso purtroppo il timer di gioco per un problema tecnico, ma nel secondo tempo tornerà. Staremo le direttive del direttore di gara per questo primo tempo. Palla allargata, c'è dentro, servito bene Caviglia, si gira il 4 su se stesso, vuole andare lungo, altra sterzata, si abbassa Gallo, riceve palla d'esterno sbagliata, e lì c'è bene il capitano che esce la Verdera, palla lunga a cercare qualcuno, palla che non passa, scarica avanti, palla dietro, palla non c'è, si va, può puntare adesso il 10, Laimo punta, passa, Laimo fermato, bene contenuto perfettamente dallo Iacono. Palla recata da Di Marco, vuole puntare il 3, si allunga il pallone, palla dentro, cercare Campra, palla che non passa, ora si inserisce Tarantino, palla a piede, palla dentro, altro intervento preciso, la difesa del Cus, palla allontanata, allora si lotta lì con Mazzè, con San Filippo che vuole passare, palla passa su Campora per cercare Leonardo, vuole sfondare il 9, però palla allontanata dal capitano, da Vitrano. Tarantino lotta. Forse voleva pure fallo, però il direttore di gara non fischia niente, si va avanti con rimessa che si occuperà Di Marco. Allunga la palla Di Marco a cercare qualcuno, la palla non passa, Tarantino allontana, preda facile di lo Iacono che gira il pallone, palla che però non passa, salta qui a Laimon, non la prende lui, allora può ripartire. Ancora il Cus in posizione dal basso con La Fata, si abbassa pure il capitano che si sa piacere il pallone ma si va largo da Di Marco, pressato, costretto ad andare avanti a cercare qualcuno, lì c'è solamente in mezzo campo, la controlla bene l'11, vuole la sventagliata larga, cercare qualcuno, lì c'è solamente impestato bene Vitrano che la spazza via, si allarga Pecorella, scarico dietro direttamente sulla Fata, gioca sempre a palla a terra e basso. Il Cus, La Fata alza questa palla in profondità, è partito bene liscio per un attimo di Vitrano, però la palla è preda facile, forse ci sono contrasti, c'è fallo in attacco, poi attacco commesso da Leonardo. Natale su punti di battuta, Leonardo si mette davanti e non farò giocare, allora Natale allunga la palla a cercare qualcuno dall'altra parte, sono in preda facile, quindi La Fata che esce palla a piede e gira da Di Marco, si abbassa San Filippo per ricevere, Di Marco bella sterzata, c'è San Filippo lungolinea, palla però servita lunga a cercare Mazzè, il 10 si mette bene col fisico, buttato qui a terra, fallo netto su Mazzè commesso dalla Verdera. Bravo qui a mettersi bene col fisico, a proteggere il pallone, a prendersi un fallo importante nella metà campo avversaria.
Sono in tanti nella di rigore a saltare su questo calcio di posizione che può essere importante. Calcio di posizione importante, palla battuta attesa a cercare il secondo palo, esce Reinier sicuro, c'è pure contrasto, c'è fallo di Leonardo su Reinier che è uscito bene sicuro su questa palla, bello uscito dalla parte del numero 1 del Buonpastore, commesso fallo, si riparte, giocata dal basso subito, si è sbilanciato adesso il Cus, parte palla al piede. Palla giocata bassa, adesso si abbassa Casisa, allunga la palla a cercare Leonardo, la palla non passa perché lì c'è Natale che allontana, lotta lì Tarantino, la palla ancora si impenna, scarico di lì a cercare proprio Leonardo, ma lì c'è solamente Vitrano che la controlla bene, scarico tra i due, esce bene quel Buonpastore con palla al piede sulla Verdera che va palla al piede, palla persa però, palla scaricata dentro, a cercare il movimento di Loverso che però ha fatto un altro movimento e palla buttata via. Palla larga a cercare Natale, lotta, vince il contrasto, ma lì c'è solamente Pecorella, alza questa palla a cercare qualcuno, non servito, che ha preso in pieno qui Maiolini, per adesso prende meta il Cus. Mi scuserà Marchese perché ho sbagliato il suo nome per un minuto abbondante, ma adesso tutto risolto. Adesso Pecorella, bella ruleta di Pecorella, passa in mezzo a due, cross in mezzo, c'è il secondo palo a cercare Mazzè che si vuole a rovesciare, però lì c'è solamente Di Marco a rimorchio, vuole tentare il dribbling di Marco, pressato e ricomincia dietro, ora lunga, scaricata avanti a cercare proprio Leonardo, bella sponda di testa a cercare Mazzè, bella quell'idea intelligente il numero 9, è uscita anche bene Reiner a chiudere lo specchio. Salta ancora bene lo Iacono, la palla si impenna, si va da Leonardo che voleva il tacco, non servito, lì c'è solamente Natale che spazza questo pallone alto, esce direttamente fuori, quindi sarà rimessa Cus. Siamo ancora 0-0. Pecorella allunga questa palla a cercare Leonardo, però non la prende lui, palla allungata. Lì c'è solamente messo bene Anello che allontana il pallone, però la palla non passa. Voleva lo scarico verso il proprio compagno, una palla offensiva che è però fermata bene. Adesso si abbassa Marchese, riceve il pallone, palla lunga a cercare Mazzè, voleva il velo per cercare Campora, la palla che però non passa. Piccole scaramucce in mezzo al campo, cose da campo. Palla servita a cercare qualcuno, però la prende solamente il difensore del Buonpastore che allontana il pallone. Lì c'è messo bene lo Iacono che può tornare, anzi la fa scorrere, guadagna rimessa laterale, si abbassa appunto Di Marco adesso per preoccuparsi di questa rimessa, permette far mettere bene i suoi in mezzo al campo. Casisa ha preso sempre a uomo da gallo che non lo fa giocare. Si passa dallo Iacono, dalla Fata che allontana la palla, però corta questa palla in mezzo, presa bene di testa da San Filippo. Lotto tenta la giocata di prima, però adesso c'è Casisa, palla al piede, vuole girarsi il 4 di esterno, cercare Marchese, non servito, lotta ancora lì Mazzè, conquista palla, si lotta ancora Marchese, esce su quella palla, cercare Casisa, però la palla non passa, intervenuto bene sul pallone Balsano, vuole cercare dentro il proprio compagno Alaimo, palla non servita, poi il contrasto premia Buonpastore, però alto intervento difensivo. San Filippo sbaglia il controllo, adesso c'è contropiede, palla servita profondo a Leonardo, sterza per il 9, doppio dribbling, Leonardo dentro e tira in porta, bella giocata del 9 che è uscito bene in mezzo a due giocatori con una bellissima giocata, tiro secco sul primo palo, ma Reinier è fatto trovare pronto, ha creato una parata importante, la prima della sua partita, e sarà calcio d'angolo Cus che adesso può salire con gli uomini nelle di rigore, cercare di colpire di testa. Andrà Di Marco, calcio d'angolo battuto, passa Marchese, forse c'è fuorigioco lì,
però non fischiato, si gira, si è reggiato bene, però si allontana, difesa del Buonpastore che esce uscito bene, lo prova il tiro in porta secco, lì c'è in fuori gioco di 3 metri, Campora che appunto passato a palla Reiner consapevole di essere in fuori gioco, occasione potenziale, batte subito a cercare San Filippo, rischiosissima la giocata, ma c'è Natale largo, servito bene il 3, palla lunga a cercare Maiolini, sbaglia il controllo, esce bene qui col sombrero Annello, voleva il sombrero, prende pure fallo. Andrà Casisa a battere questo calcio di punizione. Alza questa palla sul secondo palo a cercare qualcuno, a cercare appunto Campora. Reiner la lascia scorrere, la fa sua, sarà rimessa dal fondo. Palla giocata dal capitano da Vitrano che sale a palla al piede, il 6, vuole cercare qualche compagno vicino. Si abbassa San Filippo per ricevere, ma si passa ancora da Vitrano. Si è girata a Gallo che scarica la palla dietro, anticipato qui bene da Di Marco. Tarantino che però prende rimessa laterale, ancora Di Marco torna e conquista il pallone, palla allontanata lunga a cercare Leonardo, vuole mettersi col fisico del 9, vuole andare come prima. È sulla linea di fondo campo, passa ancora Leonardo, servito benissimo ancora. Palla cercata in mezzo sul secondo palo, scavalcato Reiner, la palla scaricata, salta Leonardo, ma ancora Reiner la fa sua. Però altro lavoro perfetto qui del numero 9 che ha fatto un'altra giocata importante, poi servito lungo la lungolinea Pecorella che ha messo un cross teso sul secondo palo, Reiner scavalcato, ma lì la sponda è stata sbagliata, presa sicura di Reiner che adesso può ripartire. Palla alzata a cercare Balsano, si lotta, la prende sempre per il Cus, questi palloni, sono buttati i palloni del Buonpastore in questo caso. Può salire Loverso, sterzata di Loverso, fermato bene da Maiolini, ma sarà ancora rimessa Cus. Andrà Pecorella sul punto di battuta, vuole qualche compagno vicino, si abbassa bene, qui ancora servito Pecorella, scambio perfetto, ancora sarà rimessa Cus. Pecorella su quella fascia sta giocando veramente una bella partita fino a questo momento. E quella palla a cercare Leonardo, c'è Casisa che mette la palla in mezzo, palla che però è direttamente uscita. Reiner a cero operazioni, serve Tarantino che allontana la palla per pale, sono sempre palle buttate perché lì è sempre messo bene sia lo Iacono sia Anello, non fanno mai passare questi palloni, manca peso offensivo di fisico, però adesso sbaglia e può tentare il dribbling secco. Balsano può partire ancora dribbling secco, fermato sul Nash, azione offensiva del Buonpastore. Natale allontana la palla, sterzata di Maiolini che si prende fallo commesso da Loverso, fallo netto. Adesso calcio di posizione, si può distendere adesso il Buonpastore. Gallo batte veloce su San Filippo, Lotto cambia gioco a cercare Tarantino, palla però sbagliata perché lì c'è Di Marco, però esce bene ancora col gioco, la giocata Caviglia. La palla passa, chiama fuori gioco ma non c'è perché Laimo palla al piede, vuole tentare il dribbling ma ancora Di Marco, alto lavoro perfetto, dribbling secco di Di Marco, la palla non esce, doppio dribbling di Di Marco, fa un lavorone qui il 3, palla a cercare Campora, palla un po' lunga, ha fatto un gran lavoro qui Di Marco, ha sbagliato l'ultimo passaggio, sombrero tentato, la palla lascia ma allontana la palla Anello. Leonardo salta con Natale, che Natale non commette fallo, gli prende il pallone. Si può ripartire, palla che passa e Gallo riceve col mancino, vuole sterzare il 9. Palla dentro, bella imbucata su San Filippo che però lascia scorrere il pallone, commette per fuori di braccio, non fischiato, poi si allega su Natale, ancora San Filippo. Lotto vuole tentare, palla scaricata ancora su Gallo, larga a cercare Natale. Il 3 vuole il dribbling secco sulla fascia, passa ancora a San Filippo, scarico ancora, c'è Natale.
Palla in mezzo, a cercare qualcuno. Casisa allontana, però bella azione qui del buon pastore, è uscito bene. Palla al piede. È salita male difesa del Cus che ha lasciato Natale colpevolmente in gioco. E lì poteva sicuramente fare meglio il 3, servire questo pallone, non che tentare il tiro in porta. Ma sti di fatto che azione sventata e sarà rimessa Cus. Andrea Pecorella sul punto di battuta. La palla non passa però. Ancora Gallo, controlla, palleggia il 9, ritorna di Natale su San Filippo, esce bene in quel triangolo di campo. Ancora Gallo alza questa palla, servito perfetto, va a cercare Balsano, tenta il tiro in porta, Balsano! Pericoloso qui il tiro del 7 e altra azione bella qui del buon pastore che sta prendendo campo e sta acquistando fiducia in questi minuti di gioco e il Cus si deve difendere. La Fata gioca su Casisa, gioca sempre tranquillo il 4, si abbassa lo verso, ancora Casisa allontana la palla a cercare Mazzè, il 10 lotta, vuole tenere il pallone in campo, palla che però non passa e che lo contiene bene la Vardera. Servito Gallo, molta qualità qui del 9 che non sbaglia quasi mai in controllo. Ancora Gallo, il 9 scarico, largo, cercare Tarantino, però la stavolta la palla è uscita, primo errore di Gallo, mi sa che gliel'ho chiamata. Andrà Di Marco, palla su Campora, voleva girarsi l'11, servito ancora, forse c'è fallo su di lui, ed sì, c'è fallo su Campora, che ha acquistato un bel calcio di punizione. La buttano dentro. Diagonale Leo. Ne ha due Marco Leo. Andrà a battere questo calcio di punizione. Lo Iacono vuole andare forte. Palla a testa, c'è il secondo palo, cercare qualcuno, la palla non passa. Lotta Pecorella, non passa lui lì, c'è lo verso. Va il 7 lungo linea, vuole andare ancora fermato e sarà ancora rimessa, vuole battere veloce Leonardo, però chiede calma. Pecorella se ne occuperà lui. C'è a vedere lo verso, Pecorella però non lo serve, va a cercare lungo Leonardo, vuole lottare contro Natale, il 9 spalleggia su quella zona di campo e sulla linea del calcio d'angolo. Leonardo vuole proteggere il pallone, vuole conquistare il calcio d'angolo, però la palla esce, ancora San Filippo, bel lavoro. Dilbing è secco a cercare Natale che esce questa ancora palla al piede, esce bene buon pastore Maiolini, Dilbing è secco e palla c'era ancora Natale, palla lunga a cercare qui Balsano, fermato ancora una volta. Tira la prossima senza paura, bravo, dai. Non balza. Prendo. Gioca tanti. Oh, Leo. Andrà Maiolini sul punto di battuta, palla a cercare qualcuno, la palla la prende qui bene ancora Gallo, scarica dietro su San Filippo, si gioca dietro ancora da Caviglia, palla girata su Natale, recupero bene di Leonardo, perfetto qui il 9, ottimo lavoro anche in fase difensiva, però lì si fa schippare poi da Maiolini, scivolata secca di Pecorella che caccia rimessa laterale, ma è Maiolini che conquisterà rimessa laterale. Prendo, gioca tranquillo, prendo, gioca tranquillo, sta giocando bene. Maiolini andrà con la battuta tesa e forte a cercare qualcuno, c'è Gallo che lotta un Casisa, più alto Casisa la prende lui, a cercare lo verso, bella però in out. Andrà San Filippo, si abbassa Gallo, però la palla si va lunga a cercare ancora Maiolini, vuole andare l'11 ancora San Filippo, tocco delizioso di esterno, palla in mezzo a cercare qualcuno, salta ancora su quella zona di campo, però c'è fallo in attacco, fallo di Tarantino. Mi sa che Balsano, non Balsano, se io adesso un compagno che è chiamato Balsano.
Di Marco. Va su questo punto di battuta Di Marco, il 3 allunga la palla a cercare Marchese, che la palla non passa ancora. Tarantino lotta su quella zona di campo, il 2 alza il pallone, alza questo campanile a cercare dentro Alaimo, però ancora fermato perfettamente dallo Iacono. E altra rimessa laterale, ancora Tarantino. Partita molto spezzettata in questo primo tempo, anche diverse occasioni da gol, però le due squadre ancora non si scompongono. Ancora palla dentro, palla che esce, e ancora lì c'è San Filippo, scarica da Natale. Il 3, palla in mezzo perfetta, c'è il movimento di Maiolini alle spalle di Pecorella, però la palla è totalmente sbagliata, la palla di Balsano, cercare Maiolini. Adesso andrà di rimessa Alcus, che si può ancora distendere, lasciata la palla a Pecorella, adesso sale anche il pressing del Buonpastore, ovviamente. Si va a vedere bene Campora che sbaglia, però l'appoggio di petto, regala rimessa all'altro 11. Palla a cercare Laimo, lotta il 10, la protegge ancora, si mette ben fisico, forse conquista fallo, no, sarà ancora rimessa laterale. No, sarà calcio d'angolo, andrà a battere Gallo. Sono in tanti adesso, salgono in tanti in area di rigore a saltare, sono anche molto alti i giocatori del Buonpastore. Andrà Gallo su questo punto di battuta, si schierano in tanti anche al limite dell'area di rigore, tutti sul secondo palo, anche a tagliare sul primo. Gallo alza questa palla a giro, la palla passa, Tarantino la tocca, la spizza quanto basta, però nel suo compagno su quella traiettoria. Laimo la controlla bene, si passa ancora da Vitrano, che forse vuole fallo commesso dallo Iacono, ma l'arbitro non fischia, ci sarà il solito fermo in gioco perché si è fatto male il capitano del Buonpastore Vitrano. Dai Fede, forza Fede, forza! Bravo, io c'avevo la palla. Si ripeterà con palla consegnata al Cus Palermo, gesto ovviamente di sportività, palla che la prende la Fata, si abbassa appunto a Casisa a ricevere anche il pallone, ma la Fata attende, adesso la prende con le mani, forse vuole andare avanti, ma adesso serve Casisa, si allarga pure della Pecorella, c'è largo sulla destra, Casisa va per via centrali presso da Gallo, e quella deve andare dallo Iacono, che tette dribbling secco il 5, palla scaricata su Marchese, si abbassa a impostare l'8, va a largo a cercare Anello, palla lunga a cercare Loverso, non passa per il 7, ancora San Filippo, perde un attimo in contesto col pallone, ma Campora che appena a martello commette fallo su San Filippo, proteste del numero 11. Da Natale su San Filippo vuole impostare l'8, sempre con piccoli tocchi, vuole il dribbling su Campora, non passa, va a lungo a cercare Leonardo, il 9 contropiede a cercare ancora di servire Campora, però palla perfetta a cercare Campora, ancora taglia a mezzo Mazzè sul secondo palo, vai sul secondo palo, ha fatto un movimento qui sbagliato il 10, doveva tagliare sul primo palo, invece ha fatto un contro diventato sul secondo palo, è facile, peso di Reinier. Imposta adesso palla lunga, però lì ci ha messo bene Pecorella col corpo, vuole andare dentro a cercare Marchese, sale l'8, sale anche Di Marco, poi a cercare lui, palla che non passa. Alaimo vuole proteggere il pallone, non passa su Marchese, palla spazzata dallo Iacono, la palla si impenna anche col vento, la vuole stoppare Campora, la palla che non riesce a scendere. Allora c'è Gallo, la mette giù e si passa da Vitrano, del capitano che sale palla al piede, vuole fermare il recupero di Leonardo che ancora recupera il pallone, alta terzata del 9, si gira due volte il 9, gira da Pecorella, partita bellissima qui fino a questo momento di Leonardo, palla a cercare Loverso, la fa scorrere, lotta con Natale, bravo qui il 3 che conquista rimessa dal fondo e fa respirare i suoi.
Reinier va largo e si gioca dalla Verdera che sale poi dal piede, vuole dribbling tentato del Cimazzenko in agguato, per un attimo scippa il pallone, ma ancora la Verdera col contrasto riesce a recuperare il pallone. Adesso va a lungo Natalia a cercare qualche compagno, si corrono sia San Filippo che sia Balsano, commettendo fallo però sulla Fata che rimane a terra dolorante, forse ha preso una testata all'altezza della bocca e dello stomaco, sicuramente farà molto male. Infatti noi cambiamo per un attimo traiettoria. Chi sono i figli? La madre del padre. Ma non è Se potessi, se solo potessi. Dai Fede, forza, Non ti confondere, resta in quella curva, non ti confondere, vai là per favore. Non ti confondere. Senti, hai messo la busta? Sì. Gioco ancora fermo per prestare le cure necessarie alla Fata che si è fatto veramente male e in questo momento è ancora a terra dolorante, che gli stanno prestando le doverose cure mediche. Io quando mi sono rotto l'uomo non mi sono ho tolto il gesso di casa, io prima ho fatto un video al mio matrimonio e tutto il gesso, infatti le foto vengono tutte così. E mi disse, signora, deve fare abbastanza terapia per il gesso. Si è ripreso la Fata, quindi si continuerà, anzi si riprenderà a giocare da dove è stato commesso, diciamo, il fallo, con palla alla Fata che adesso respira anche in maniera affannosa ma recupera e la sua posizione in porta. Si allarga Pecorella, si va dentro da Casisa che allarga adesso la Pecorella, si va a vedere Bianco che spazza per il pallone, lì c'è solo Maiolini che controlla l'11, vuole andare dentro il campo, fermato da Casisa, forse con fallo, però forse no, lì c'è San Filippo, ordina, lì c'è ancora Natale, scarico di prima, c'è ancora Maiolini, dribbling tentato, passa ancora Natale, voleva il tunnel su Casisa che non passa, allo verso, dribbling secco del 7, ancora doppio, dribbling passa bene, poi lì c'è Natale che ferma tutto, si va dentro, Gallo sbaglia, Maiolini lotta con lo verso passa il 7, si va dentro a cercare Campora che non passa, allora si gira bene qui con grande eleganza Caviglia, passa il 4, vuole andare lungo linea, deve scaricare però dietro dove c'è Gallo, ritorna dietro e allarga tutto a cercare la Verdera che può salire palla a piede adesso il 5, palla dentro a cercare San Filippo, la palla non passa neanche su Balsano, lì c'è Tarantino che vuole andare il 2, vuole la palla imboccata in mezzo su Laimo, si allarga Laimo, vuole il cross in mezzo, deviato e sarà a calcio d'angolo. Bella uscita qui del buon Pastore, con sempre palla a terra, impostazione dal basso, palla avanti, palla imbucata, lì c'era Laimo che non ha visto nessuno in mezzo, quindi ha cercato il cross, palla deviata, se sarà solo a calcio d'angolo, deve andare a Caviglia al 4 a battere. Si avvicina anche Gallo, poi battono veloce Gallo e Caviglia, il 4 vuole dribbling però fermato bene, è calciato fuori, qui però palla dentro a cercare Laimo che non la controlla, lì c'è Casisa che allontana la palla, sono in due, lì c'è Natale che è ultimo uomo, deve scaricare dietro su Reinier, palla un po' corta,
La Vardera la controlla lui, pressing alto di Campora, esce bene la Vardera, commette fallo Campora. Fallo netto. Adesso se ne occuperà Reiner su questo calcio di punizione, fa salire i suoi. Reiner alza il pallone a cercare qualcuno, salta di testa benissimo qui. Ed è finito anche, no, l'altro pallone non è finito, era saltato bene di testa Alaimo a servire Balsano, palla che non è passata, adesso si va da caviglia, il 4 gioca ancora su Tarantino, la controlla il 2, la palla gli scappa e regala rimessa. Di Marco alza questa palla a cercare Campora, vuole lottare, però si lotta ancora, Alaimo voleva ancora Balsano, la palla spazzata via, caviglia con lo scorpione, la palla che esce, Gallo allarga tutto a cercare Natale, si allarga Maiolini, la palla servita all'11, scambio ancora di 2, ancora Natale, c'è tra le linee, Gallo, palla perfetta su Maiolini, cross in mezzo sul secondo palo, c'è Tarantino che vuole saltare, salta anche Alaimo, la palla che non passa, lì c'è Marchese, lotta, vuole andare lungo linea a cercare Mazzè, si mette bene col fisico, palla che non riesce a proteggere, però c'è fallo di Lavardera su Mazzè che fa salire i suoi. Bravo qui il 10, palla battuta, però la palla era in movimento. Forza Manu! Faccia il gol, dai! Andrà lo Iacono. Andrea il 4, Andrea il 4! Sono in tanti nella di rigore. Iacono va con la pretesa sul secondo palo a cercare Pecorella, la palla passa, la prende Natale che regala calcio d'angolo. Dai che c'è il gol! Lo sento. Sale lo Iacono, rimane dietro Anello, l'ultimo uomo. Poi abbiamo Marchese proprio al limite dell'area con l'Overso e poi sono tutti in area di rigore. Ancora Di Marco sul secondo palo a cercare qualcuno, la palla non palla, la palla passa, la prende però lì San Filippo, la palla che però è tirata da Mazzè, che era lì in traiettoria, però la palla alta, occasione sprecata qui dal 10. Era difficile, non è il suo piede, si è visto, palla molto di sopra della portata di Reiner. Adesso Reiner va a palla lunga a cercare Alaimo, vuole saltare di testa ma c'è Casisa che la prende lui, Marchese allontana la palla, lì c'è solo San Filippo, Lotto vuole la palla a cercare Alaimo che passa bene adesso il 10, si può distendere benissimo il 10, vuole andare lungo, bravissimo qui, ancora il recupero decisivo di Lo Iacono che ha rimediato a questo errore, si era fatto scappare qui Alaimo e poi con una copertura difensiva perfetta lo manda in calcio d'angolo. Adesso c'è calcio d'angolo sull'alto fronte offensivo, andrà Gallo. Palla sul primo palo, la palla che passa, la palla però rimane lì, deve allontanarla, la palla spazzata, c'è solo Alaimo che la controlla, la imposta da Natale, vuole andare 3, palla crossata in mezzo, c'è solamente ancora lo Iacono che allontana la palla, c'è San Filippo che allontana la palla, c'è Tarantino, forse c'è un contrasto, le due che rimangono a terra, il gioco non si ferma, adesso il direttore di gara alza la mano, ferma il gioco perché si sono fatti male sia Tarantino che mi sa forse Di Marco pure, sì Di Marco, Tarantino e Di Marco. Palla consegnata a Gallo che vuole dribblare il 9, si va a vedere bene la Vardera tra le linee, alza questa palla a cercare Alaimo, la palla che però è preda facile di La Fata che la fa sua, si è ripreso il portiere prende calma, vuole guadagnare tempo, palla a servire Di Marco che pure lui si è ripreso, scaricata ancora sulla Fata che alza questa palla però sbagliata, Gallo sbaglia il controllo però la palla rimane lì, c'è palla su Maiolini, la lascia a Gallo. Il 9 vuole impostare ancora scambio stretto, cercare largo Natale, vuole passare il 3,
Scambio di Gallo, ancora Natale, scaricata dietro ancora il numero 9. Vuole dribbling secco, non passa, però bel lavoro qui di Mazzev. Vuole uscire bene il 10, palla al piede, parte lui, fermato però da Balsano che scarica da San Filippo. Si va a vedere Laimo tra le linee. Laimo dette tiro in porta. La palla alta. C'è tentato qui il 10 con una bella conclusione alta, azione di partenza del buon Pastore che gioca sempre palla al piede. Tentato il tiro dai 20 metri qui a Laimo, però palla fuori. La fatta gioca sullo Iacono che alza questa palla lunga a cercare qualcuno, lì c'è solo San Filippo che però l'appoggia a Mazzè che si è abbassato, adesso si è riportato Campora in quella zona di campo. Reiner allarga su Natale che è costretto ad alzare il campanile, si va a lunga a cercare Balsano, salta Balsano, la protegge però ancora bene Casisa, il capitano si gira bene e va con la finta, il 4 vuole salire, palla al piede, sterza e mezza 2, ricomincia dallo Iacono saggiamente. E finisce qui il primo tempo tra Cus Palermo Buon Pastore, ancora risultato fermo sullo 0-0, le due squadre vanno negli spogliatoi, noi torniamo tra poco per il secondo tempo. Quanto stiamo?